Fabio è qui con noi, come Nino. È proprio qua, io lo sento in mezzo a tutti noi, farebbe festa con noi. Li ha voluti ricordare così Alessandro Cendroni, vice sindaco reggente del comune di Arcade, ieri sera alla 56esima edizione della Pira, simbolo dei panivin della Marca. Accanto a lei, di fronte a 10.000 persone, Marilena, vedova del sindaco Fabio Gazzabin, e Franca, moglie di Nino Cecconato, storico capogruppo degli Alpini. Marilena e Franca, che con il governatore del Veneto Luca Zaia hanno acceso la catasta alta quasi 10 metri per un rito che è tornato dopo 2 anni di Covid, non senza polemiche. Vedo un sacco di polemiche sul panevin e non sul fumo dei botti nelle città che abbiamo visto in TV. Non ho capito perché loro non inquinano, noi sì. Al di là di tutto una gran festa attorno al fuoco, guardando la direzione delle faville, anche non sapendo bene come interpretarle. Verso nord. E quindi? Porta bene? O male? A est, quindi non so. E quindi verso mattina? E quindi? Prendi zacco e farina? E quindi è annata? Annata Da mettere, come dire? mettere... Stanno andando a sera un po'. Quindi? Buon tempo si spera. Quest'anno come sarà? Bello, Ma se stanno andando verso nord-est. spero che torna indietro. Da Alpino come stanno andando le faville? Hanno detto dove verso sera, ma qua mi sembra che non va mica bene, o no? E quindi da Alpino cosa c'è da pensare? Ah, speriamo bene. Indipendentemente da tutto? Perfetto. Ma per il Veneto l'auspicio più grande per quest'anno resta l'autonomia. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. L'autonomia è prevista dalla Costituzione, non è la secessione dei ricchi, non è tutte quelle boiate che si sentono dire, ma è la volontà di dar corso alla modernità di questo paese. Governatore che, guardando già la cazza della Befana, aveva già individuato, dopo quello che è successo negli ultimi giorni, un destinatario per il fatidico carbone. Da bambini arrivava dolce il carbone, io comunque non porto rancore per nessuno, figuratevi. Penso che la vita è troppo breve per poter perdere tempo a dedicare il proprio tempo all'invidia, all'odio o quant'altro. Dopodiché, cosa vuole che le dica? Il tempo è sempre galantuomo.